Ed è proprio lui ancora una volta che ha colpito ed è il presidente Trump ad aver preso la carica di Papa al Vaticano. Sentiamo qualcosa dai vostri intervistatori. Grazie a tutti. E che fin da piccolo mia madre mi chiamava Venecca, parlo Papa, parla. Io fin da piccolo mi sono fatto questa idea che un domani sarei diventato qualcuno importante, magari vestito di bianco. Io ci credevo. E ora finalmente, penso di poter fare, che so, un po' di soldini. Per esempio, per ogni confessione $2,50, per ogni ossia $3,75. Insomma, mi darò da fare. Vediamo se ci possiamo portare la chiesa grande come una volta. Signore e signori, io vi voglio dire che mi hanno chiamato per un compito arduo. Perché però il volo di Papa dal DAC prima. Guarda, non posso credere io, guarda, noi con alcuni ciclisti stiamo andando a trovarlo. Paolo Picciotti, tutta la tua sapienza. Sono ancora emozionata, neanche ci voglio credere. Cioè, incredibile, troppo. No, non Veramente? ne faccio niente io. Aspettare 7 ore per fare un bagno perché ne mangiano 20 kg di pais. Tantissimo problema, ha avuto chi Papa. Ne faccio completamente niente. Hai sentito di tuo Ma papà? Sico? L'hai sentito? Ma no. Mi è capitato di sentirlo alcune volte, molto spesso. Ci aspettavamo una cosa del genere, insomma, poi alla fine Trump ha anche messo la Sicilia. Quando la barca non c'è andare.